Un buongiorno e ben ritornati cari amici, oggi ritorniamo in Slovenia per visitare un bel lago vicino al lago di Bled per vedere delle gole appena sopra il lago e così ci facciamo il weekend che abbiamo trovato un ostello low cost e speriamo non ci sia brutto tempo. Il periodo è anche a basso impatto turistico, quindi non dovrebbe esserci tanta confusione. Ci vediamo dopo e sigla! Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Occhio veloce. Oggi è anche una bella giornata serena, speriamo tenga così fino a questa sera. A Cividale abbiamo deciso di salire verso la Madonna di Castelmonte e iniziamo la salita al santuario. Lungo il percorso ci sono molte protezioni sui guardrail, penso abbiano organizzato un rally. Piccola pausa per riflettere su quale lato del Trivio prendere per andare in Slovenia. Prendiamo la Podreska e andiamo in direzione Tolmin. E siamo quasi al confine di Stato. E qui stiamo entrando in Slovenia. E siamo arrivati a Canal. Adesso facciamo un po' di benza. Stiamo percorrendo la 403 che non è proprio una strada larghissima ma è bella da percorrere perché è molto sinuosa, piena di curve, basta che gli altri avventori stiano dalla loro parte. Questa immagine sembra veramente una cartolina. E siamo arrivati a Boini. E andiamo subito a fare una passeggiata. Vorremmo rassicurare i più ligei che qui in Slovenia passaggi e certi percorsi come i parcheggi per le moto sono gratuiti. E qui dobbiamo parcheggiare. E iniziamo il nostro percorso a piedi verso la cascata. Siamo dovuti rientrare in hotel per cambiarci perché con l'abbigliamento da moto era improponibile fare questa passeggiata che eravamo già sudati
senza camminare. L'ultimo tratto di percorso risulta un tantino impegnativo. Ragazzi, che faticata però. Devo andare a vedere questa cascata. Non so se rende il video, ma è molto impervia la strada. Ma ce l'abbiamo quasi fatta, siamo quasi in cima. Eccoci. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Come si vede il percorso è semplicissimo, adatto a tutti. Questo qua mi ricorda qualcuno. Ripartiamo dopo esserci fatti più di 7 km a piedi per vedere la cascata Mosnice. Molto bene, adesso andiamo a farci un'altra passeggiata alla Slavssavica. Da 25 gradi in un nanosecondo siamo arrivati a 19 su questo sottobosco. Abbiamo fatto una curva e sono scesi 5 gradi. E siamo arrivati anche a questo parcheggio. Adesso andiamo in cerca della biglietteria per poi salire alla cascata. E siamo arrivati alla biglietteria, poi chissà cosa ci aspetta, speriamo bene. E dopo mi dicono: ma perché mangi così tanto? Non sarebbe un problema fare un paio di gradini, ma ce ne sono ancora tanti. Adesso ho capito dove Dante si è ispirato al Purgatorio. E siamo sopravvissuti. E ne è valsa la pena. Vedere questa cascata veramente ti fa ritornare l'energia addosso. Ragazzi, siamo quasi morti. Non so se sopravviveremo a fare il render di questo video, però è stato veramente duro oggi. Tra un posto e l'altro avremmo fatto circa ancora gradini, una ventina di chilometri. Abbiamo fatto più chilometri a piedi che con la Peppa e guardate dove dobbiamo discendere di nuovo. Ripartiamo dal parcheggio di quest'ultima cascata che ci ha tolto 5 anni di vita. Che bello, 18 gradi in maglietta, tutti sudati. È la cosa migliore per allenare il fisico. Finiamo la serata in musica con questa mega orchestra. Un posto veramente strano. Ripartiamo dopo una notte trascorsa qui al lago di Bohini. La giornata è bellissima, il sole scalda un po' troppo a quest'ora del mattino, ma ci si deve adattare. Qui siamo in mezzo alle montagne, questo è il clima, non ci si può far nulla. Rispetto a ieri il paesaggio è veramente spettrale. Faremo una strada in mezzo ai boschi. Speriamo di salire di quota in poco tempo in modo da andare fuori dalla nebbia. E abbiamo iniziato
la nostra scurtatoia in mezzo ai boschi che ci allungherà il percorso al minimo di 2 ore. Però intanto vediamo cosa c'è di bello lungo queste stradine. Siamo saliti di quota e già la giornata è rimasta fresca, ma se non altro c'è il sole. Siamo arrivati sotto Kranička Gora, qui questo tratto boschivo è veramente disastrato, tantissimi alberi sradicati. Il 18%, una salitina. Stiamo rientrando in Italia, c'è uno spiegamento di forze qui al confine, una roba impressionante, tutti pagati comunque da noi. In lontananza abbiamo visto degli animali strani, infatti sono veramente insoliti. E abbiamo imboccato la strada regionale 465. Qualcuno forse già capirà dove stiamo andando, la prendiamo dalla parte contraria rispetto alla solita, diciamo. E iniziamo la salita da questo lato. Il Crostis è un tantino messa a maluccio questa volta. Se qualcuno ritiene pericoloso lo Stelvio è meglio che non pensi neanche di salire sul Crostis, anche perché qui ancora il tratto è bello e fra poco incomincia la strada battuta. Abbiamo preso un attimo di paura con questo passaggio elettrificato, ma è solo per gli animali, basta spingere e si passa. E qui siamo altini. Mamma mia, fa impressione guardare a destra. Qui siamo nel tratto più bello di questa strada, dove comincia a esserci le piante un po' rarefatte, gli arbusti a basso fusto e tutto diventa un po' più brullo. E qui inizia il tratto sterrato. Conviene prendersi tutto il tempo che si vuole, ma non farla di corsa sicuramente, perché questa strada può essere molto molto pericolosa.
Mentre Paola fa una rapida panoramica, io faccio un cambio velocissimo delle batterie della GoPro. E si riparte! E da qui si lancia il gatto! Ultimo tratto di sterrato. E con quest'ultima panoramica salutiamo il Monte Crostis e prendiamo un'altra scurtatoia verso Sappada per non arrivare presto a casa e via col blues! Siamo arrivati nello spettacolare paesaggio di Sappada. Qui vicino ci sono le sorgenti del Piave. È un po' lunghino andarci oggi, è meglio che andiamo in giù che già è l'1:30, abbiamo ancora altre 2 ore e mezza buone per arrivare a casa. Ed eccoci giunti alla fine del nostro giro anche oggi. Abbiamo fatto circa un 700 km un paio di giorni senza quello che abbiamo camminato. Ora andiamo a casa che siamo un po' stanchini, però prima tappa quasi obbligatoria al chilometro 19 per vedere se troviamo anche Giorgio e Dolores e poi ripartiamo velocemente e andiamo verso casa. Intanto grazie di essere stati in compagnia fino ad ora e ci sentiamo alla prossima. Ciao!